no, ma guarda, amore, c'è tutta la stanza disordinata. Chiama subito la reception e di che ce la vengono a sistemare, subito. Amore, ma quale reception? Quante volte te lo devo dire? Questa è casa nostra, questa è la nostra camera da letto, siamo tornati, la vacanza è finita. Anzi, aiutami a fare il letto, che poi dobbiamo andare a fare la spesa e a buttare la spazzatura. E la sigla quando la facciamo? Non ce n'è sigla! Amor, siento il tuo ormone caliente che mi chiama. No, non senti niente, c'ho mal di testa, c'ho. No, ma la muchacha mi chiama. Basta con questo spagnolo! Ma tu per tutte le estate mi dicevi che lo spagnolo ti faceva salire l'ormone. E ora mi fa salire 5 minuti, va bene? Perché domani dobbiamo andare a lavorare e ci dobbiamo svegliare presto. Quietati, buonanotte. E allora ritorno allo YouPorn. Bravo. Grazie. Mizza, amore, a quest'ora facevo sempre il torneo di bocce. Quello manca tantissimo anche a me. Il torneo di bocce? Certo, era l'unico momento in cui potevo farti le corna. Quanta nostalgia! Non lo dire a me. Amore, fossi in te mi farei un selfie con le mie gambe. Perché un selfie? Perché visto che a mare non ci andremo più, la prossima depilazione la farò a maggio. Peli, crescete e moltiplicatevi tutti. Quindi anche quest'anno tornerà la donna lupo? Certo. E come promesso vi abbiamo portato un pensierino da questa vacanza. Daglielo. Oh, una calamita di Tenerife. Ma non siete stati in Sardegna? E perché Tenerife dove? In provincia di Sassari. Io, Tenerife e Purcento. Amore, ti ricordi quell'unica settimana di vacanza che ci siamo fatti? In cui ci siamo portati 18 cambi, 30 paia di mutande, 40 paia di calze? Bene, ti volevo dire che oggi compiono un mese nelle cose sporche. Bravi! E neanche oggi ho intenzione di fare la lavatrice. Non ti preoccupare, amore, tanto ormai io mi sono abituata a questo outfit leggero, comodo ed essenziale. Vado a fare la spesa. Ciao! A dopo, amore.